In fondo a questa strada c'è un vecchio casolare abbandonato, un mulino, da quanto abbiamo potuto vedere, dove all'interno sono stati scoperti 2 cadaveri. I corpi di 2 persone prive di vita sono stati rinvenuti in un casolare abbandonato in via Bari Glaria Udine. L'allarme è scattato attorno alle 12:15 da parte di un passante che ha notato le 2 salme in avanzato stato di decomposizione riverse a terra. Subito sono giunte le volanti della Polizia di Stato assieme ai Vigili del Fuoco, oltre al personale medico-sanitario. Le 2 vittime si tratta di 2 uomini, entrambi stranieri senza fissa dimora. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione e la questura ha escluso segni di violenza. Gli inquirenti battono la pista dell'intossicazione come causa della morte. È stato rinvenuto un braciere che avrebbe innescato il monossido di carbonio letale per i 2 stranieri. Intervenuto anche il personale di medicina legale per le prime ispezioni ai corpi. Le salme, una volta ottenuto il nulla osta da parte del magistrato di turno, sono state trasferite e ricomposte nella cella mortuaria dell'ospedale cittadino, in attesa del via libera dell'autopsia per chiarire le vere cause del decesso. Questa è una situazione che ci preoccupa molto, peraltro la cascina è proprio non lontano da dove, è nel mio quartiere, praticamente non lontano da dove vivo, è peraltro una situazione di degrado e di, diciamo così, via vai sospetto che è stata segnalata da tempo. In verità, come dire, anche la passata maggioranza, quando dire maggioranza, si era cercata di intervenire su quel versante e non era facile perché la proprietà è privata e quindi l'intervento è complicato. Credo però che quello che è successo sia proprio la prova provata del fatto che c'è una situazione di sicurezza pubblica che non può più essere, che non permette di rinviare, decisioni drastiche.